Ciao ragazzi, benvenuti al Parco Sigurtà perché stiamo per partire per un bellissimo viaggio nel tempo, ma proprio bello, eh? In questo viaggio nel tempo c'è stato uno spettacolo nello spettacolo, ovvero la sfilata delle carrozze d'epoca, perché questo Amarcord dei tempi andati ha riguardato anche mezzi di trasporto bellissimi, affascinanti, arrivati da diverse parti del nord Italia. Hanno dato vita non soltanto alla sfilata, ma anche a un concorso in cui, valutando diversi parametri, è stato designato un vincitore. E tutto in un contesto in cui tutto per l'appunto si amalgama perfettamente con il verde, con i colori, con un ambiente naturale che richiama un po' lo spirito di qualche secolo fa. Anche per quanto riguarda i balli. E i balli sono stati uno dei momenti più spettacolari di questa giornata, non soltanto per le coreografie, per i colori degli abiti molto sfarzosi, molto eleganti, ma anche per quello che c'è dietro, perché un ballo è una rievocazione, è un qualcosa che va oltre la pura esibizione. Abbiamo questa passione che tra l'altro per me personalmente è proprio nata qui a Sigurtà. La prima volta che sono venuta molti anni fa, per caso, proprio a Viaggio nel Tempo. È stata una scoperta bellissima perché accostando a gruppi di particolare serietà, la danza non è l'unico scopo, la danza è un mezzo e una parte della rievocazione, ma la parte bella è rientrare in un'epoca nella quale il galateo, le buone maniere, la gentilezza, la compostezza erano insegnate fin ai bambini piccoli ed erano una norma di buona condotta per tutta la buona società, unitamente alla conoscenza dei balli che costituivano un linguaggio universale a livello diplomatico, a livello commerciale, a livello sociale, che veniva appunto insegnata fin dalla più tenera età ai bambini, poi le ragazze di solito continuavano con l'istitutore in famiglia, col maestro di ballo. Ai ragazzi veniva insegnata nelle accademie perché tutta la carriera diplomatica, militare e comunque delle famiglie che avevano relazioni col resto dell'Europa aveva un'importanza notevole proprio per questo, perché era un linguaggio universale. Senta Presidentessa, quindi questi sono anche dei valori che hanno un significato anche oggi? Lo hanno e viene ricercato. Noi infatti ci stiamo rendendo conto che abbiamo degli iscritti giovani, dei ragazzi fra i 20 e i 30 anni o poco più, che ricercano anche loro questo mondo come una immersione, come una specie di vacanza, così come quando si va in un bel posto in mezzo alla natura per ritrovare un contatto con valori che magari nella città e nella vita di tutti i giorni non riusciamo a trovare. Quindi qui invece cos'è che vorreste trasmettere quindi? La bellezza, il senso dell'eleganza, delle belle maniere, del galateo di una volta, non per essere nostalgici in maniera assoluta, però proprio perché può essere un momento particolarmente ricreante. Infatti vediamo che i gruppi che si formano nelle nostre scuole sono di persone particolarmente affiatate e che attraggono, perché in effetti voi avete visto oggi qui 220 e passa rievocatori delle varie scuole e dei vari gruppi storici. C'è bisogno di queste cose, Presidentessa? Decisamente sì, c'è bisogno perché si ritorna a una fase di momenti educativi che è andata perdendosi per vari motivi, però non si è più curata, non si è più coltivata. Nell'arco degli ultimi 30-40 anni, nel nome di una libertà che doveva essere concessa a tutti, bambini, giovani, ragazzi, che sconfinava nel non avere paletti, nel non avere un confine, ecco, questa atmosfera piace probabilmente perché ci sono persone che ritrovano questi confini, scelgono loro quando trovarli, però li apprezzano.
Questi sono solo alcuni dei figuranti che si sono dati appuntamento qui al Parco Giardino Sigurtà per celebrare l'Ottocento veneziano e veronese. Sono arrivati qui da diverse parti del nord Italia con il loro carico di costumi, bellissimi abiti fedeli all'epoca. Un'epoca che ha riportato indietro di un paio di secoli il Parco Giardino Sigurtà, colorandolo, facendo vivere un'atmosfera magica grazie alla presenza di questi figuranti, alle loro passeggiate tra i vialetti, al picnic a cui hanno dato vita qui nel grande parco centrale e poi con i balli. Ma i cavalli, o meglio le carrozze, hanno anche un altro significato per il Parco Sigurtà ed è un significato più profondo, più intimo se vogliamo, perché la carrozza è il mezzo a bordo del quale arrivò diversi decenni fa il dottor Sigurtà, direttamente da Milano. Arrivò qui, vide quest'area e lì fu la scintilla che di lì ai decenni successivi farà nascere quello che oggi è considerato uno dei giardini più belli del mondo. Quindi è giusto che la storia ce la racconti direttamente lui, Giuseppe Sigurtà. C'è un ricordo di famiglia in questo evento? Sicuramente, appunto, questa carrozza ricorda il motivo per cui è nato il Parco Giardino Sigurtà. Infatti mio nonno, che era un industriale farmaceutico, aveva un'azienda a Milano di farmaceutici, la Sigurtà Farmaceutici, e abitava a Castiglione delle Stiviere. Per andare nella sua azienda di Milano aveva bisogno di spostarsi da Castiglione delle Stiviere a Desenzano, dove c'era la ferrovia. Era il periodo della guerra, per cui mancava la benzina, e quale mezzo migliore se non un calesse. Il paese dove facevano i calessi era Valeggio sul Mincio. Lui viene a Valeggio sul Mincio per comprare questo calesse, ma c'erano alcune modifiche da fare. Allora diceva questo artigiano: guardi, lei è troppo lento, ci mette troppo, faccia più alla svelta, ma non si fa così. Questo non ne poteva più, dice, questo signore mi sta rompendo le scatole. E dice: guardi che c'è una proprietà che in 25 anni, magari lei o qualche suo amico di Milano potete essere interessati a comprarlo. Lui viene, è colpito dalla bellezza di alcune piante, della superficie, dello spazio, che era all'epoca già abbastanza bello, nonostante venisse utilizzato solamente per la raccolta indiscriminata di legna e la produzione di frumento, e decide di comprare la proprietà. Ma successivamente si accorge di aver fatto un pessimo affare, perché mancava l'acqua. Dice: ecco perché nessuno aveva comprato questa proprietà, perché non c'era l'acqua. Ma improvvisamente, dopo qualche giorno, arrivò una multa da parte del consorzio opificianti e sifonisti, poté pagare questa multa di 15 lire che non era stata pagata al precedente proprietario, ha potuto riacquistare il diritto di prelevare l'acqua dal Mincio e ha trasformato quello che era una proprietà abbandonata in quello che viene definito oggi uno dei 5 giardini più belli al mondo. Beppe, però questa carrozza per te ha anche un altro significato personale. Sì, ha un significato importante perché il giorno del mio matrimonio abbiamo usato per tornare al parco della chiesa di Bordetto proprio questa carrozza, è stata una delle ultime volte che è stata ufficialmente utilizzata dalla famiglia Sigurtà. Senti Beppe, qui si sta facendo una sorta di amarcord, no? Quando si ricorda il passato si vogliono trasmettere dei valori. Quali devono emergere secondo te da una giornata come questa? Sicuramente il ricordo del passato. Noi abbiamo un punto dove abbiamo scritto che un popolo senza memoria storica è come un albero senza radici, e credo che sia proprio questo il significato, rimanere attaccati alle proprie radici, rimanere attaccati alla propria storia, e qui di storia ne avevamo veramente molta.